È ancora forte lo shock per la perdita di Shinpei Tominaga e anche il giorno dopo il lutto cittadino per le strade del centro c'è l'atmosfera cupa della tragedia consumata nella nottata tra venerdì e sabato scorsi. L'umore è basso, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della cittadinanza stretta intorno a quello di una famiglia distrutta dal dolore e da una scomparsa in attesa difficile da spiegare. Un gesto eroico si legge in uno dei tanti bigliettini apparsi in via delle Pelliccerie nei dintorni di Buonissimo Kebab, dove il destino fatale si è abbattuto su Shinpei in veste di pugno sferrato da parte di Samuele Battistella. Tanti ricordi di chi ha voluto porre un pensiero, un mazzo di fiori, con tante richieste di un riconoscimento fattivo sulla scia di quanto chiesto da Salmè, una via da intitolargli, o addirittura chi propone di cambiare il nome della stessa via delle Pelliccerie in via Tominaga. Lo ha detto il critico cinematografico Placereani in un post condiviso da tantissimi su Facebook. Il cartello Giustizia per Tominaga campeggia in città ed è un simbolo a suo modo di vicinanza. Abbiamo parlato del pugno scagliato da Samuele Battistella che adesso fa pendere sul capo dell'imputato il reato di omicidio preterintenzionale. Non volevo fargli del male, ha detto Battistella in una dichiarazione spontanea seppur sconsigliata dal suo legale. Ho tirato io il pugno, ma non pensavo potesse andare a finire così, segno di un pentimento che serve a poco a tragedia ormai avvenuta per una colpa che non esisteva, ovvero aver chiesto di smetterla di pestare Petrov, 31enne ucraino aggredito. Non ha risposto Daniele Wedam, afflitto mentre la difesa chiede pene meno afflittive come i domiciliari. Lavorano quindi le difese come quella di Abdallah Jouama che vuole approfondire l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Intanto è arrivato il conferimento dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere di Tominaga al medico legale Carlo Moreschi nella mattinata di venerdì 28 giugno per determinare se la morte sia sopraggiunta dopo le lesioni occorse per la caduta, ipotesi al momento più accreditata, o se sopraggiunta per la violenza del pugno, più difficile ma non da escludere. Solo dopo questi esami la famiglia riavrà la salma e potrà organizzare la cerimonia funebre. Al momento i 3 ragazzi del Trevigiano restano in carcere, mentre non ci andranno i 2 ragazzi ucraini. Per Petrov è arrivato il divieto di dimora in regione, rigettata la misura cautelare per Boklac, difeso da Anna Casera, la cui unica colpa è stata cercare di difendere l'amico. Risvolti legali che non cancelleranno il dolore, ma che risponderanno, si spera, alla voglia di giustizia che tutti hanno per Shinpei, che poteva voltarsi dall'altra parte, ma che non l'ha fatto, pagando il prezzo più caro di tutti per un senso di altruismo e pura umanità.